Uffa, ancora con sti spese. O vuoi capire che è fornuta la zezzanella? È fornuta la zezzanella. Sono passati tempo bella. Figli e figli a cartarella. Io momento faticato. 3 gemelli in un colpo sono diventati 5. Ha avuto un colpo? Non ha avuto quasi. C'era una volta a Sarno una tranquilla famigliola, mamma Domenica casalinga, papà Orazio camionista e i loro 2 figli, Stefano di 13 anni e Gabriele di 9, più una bella combriccola di parenti. Ma un bel giorno di settembre del 2007, una cicogna birichina, guardate un po' cosa ha combinato. Ci siamo già. Non c'era intenzione di fare un altro figlio ed è venuta a sorpresa, ma a sorpresa sono venuti 3. All'inizio è stato che il nostro ginecologo ha detto che erano gemelli, solo 2 e basta. Poi la seconda volta che sono andata si è visto un altro. Signori, sono tutti maschi. Povera Domenica. Tutti maschi. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia. Ma li distingui? Sì, certo, si distingue. vai. Lui è Luca. Questo in mezzo è Simone e quest'altro è Emanuele. E fare tutto come mi piglia. La prima ecografia aveva già stabilito che i bambini erano 2, ma la seconda ha fatto quasi svenire Orazio mentre era alla guida del suo camion. Chi ha chiamato? È chiamata mia nipote. Eccola qua. Eccola Allora, cosa hai detto? Niente, ho detto zio, sei tranquillo, non stai guidando, fermati. Sì, tutto bene. Zio, guarda che sono 3. Mio zio non ha più parole. Zio, sono 3. Ah, va bene. Zio, te lo giuro, l'ho dovuto girare perché non mi credeva. Angelo, prenditi cura di lei. I gemellini sono nati il 5 settembre scorso con il taglio cesareo e per l'equipe dell'ospedale è stato un evento unico. 2, 3, poi io l'ho visto. Cioè, sembra fosse stato un cilindro di un mago, come all'interno ci fosse stato dei Sembra coniglioni. quasi impossibile, Sì. no? Poi tra l'altro mia moglie non era sproporzionata, no, è stato bellissimo. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Tra poppate, pannolini e bagneti per mamma Domenica la giornata è una specie di catena di montaggio. La notte dura 2 ore, la giornata 22. Qui come andiamo? Bene, sì. Quanto latte al giorno? Eh sì, 1 litro lo consumiamo, sicuro. Quanti pannolini abbiamo cambiato già da stamattina? 6. Ninna nanna ninna, questo amore chi lo dà? Con 7 bocche da sfamare non è facile andare avanti, ma per fortuna la loro è una grande famiglia e tutti danno una mano. Ma economicamente ce la fate? È dura. Io tra l'altro sono solo io che lavoro e mantengo già loro e questi altri 3 sono 6, con me 7. E oggi anche con l'euro non è che si va troppo bene, però andiamo avanti. In questa famiglia il 5 è un numero fortunato. Domenica e Orazio hanno 5 fratelli ciascuno, più 5 i loro figli. Infatti loro si sono conosciuti 15 anni fa, complice Antonietta, sorella della supermamma, che era fidanzata con Giuseppe, fratello di Orazio. Tutto chiaro? Abbiamo fatto sti famiglia. Abbiamo fatto 2 sorelle che ci siamo sposate e 2 fratelli. Un po' di fulmine. Colpo di fulmine. Ci amiamo e io amo mia moglie veramente più della mia stessa vita. E come si dice, è proprio quello che mi manca, la mia metà. Vi fermate? Ah, certo che ci fermiamo. Avere 3 gemelli in modo naturale è un evento piuttosto raro e per non correre altri rischi Domenica ora dorme con la suocera. Dorme io con mia nuora, e se no sulle lei come fa? Dove dorme, poveretto? Io sai che col camion che sto sempre. Quando invece sei qua? E me. Riprendi il tuo l'animo! Via! Auguri! Augurissimi, ma auguri anche a Luca, visto che oggi è suo primo onomastico. Auguri a tutti Luca d'Italia.